Buonasera a tutti, il grande spettacolo del futsal è qui al Pala San Rufo in provincia di Salerno. I protagonisti sono loro, i padroni di casa dello Sporting Sala Consilina e la squadra ospite, la Came Treviso. Un saluto da Pierluigi Paciello in attesa che le due squadre affrontino la 24esima giornata del campionato di Serie A Futsal. La classifica parla chiaro: per allontanarsi dalla zona rossa lo Sporting deve fare sue almeno tutte le gare interne con l'aggiunta di qualche altro punto per poter dormire sonni tranquilli. Dall'altra parte la Came Treviso non vorrà sciupare tutti questi chilometri di questa lunga trasferta con una sconfitta. Per lei la possibilità di portarsi sotto la zona playoff approfittando di un passo falso dell'Active Network e della Vinum Italy Petrarca. Vi presento la terna arbitrale composta da Luca Battista di Avezzano, Amedeo La Calamita di Bari e dal crono Francesco Sgueglia di Finale Emilia. Andiamo subito alla lettura delle formazioni con la squadra ospite che si schiera con Pietrangelo, Wolex, Luis Felipe, Del Gaudio, Musumeci, Japa, Fior, Di Guida, Sai no, è l'escluso dalla distinta, e poi Pierazzetta, Azzoni, Donin e Sutton agli ordini di Rocia Silvio Iose, l'allenatore. Andiamo adesso invece allo Sporting con Fiuzza, Carducci, Stigliano, Baroni, Edelsten, Faticuso, Arillo, Del Mestre, Santoro, Orlando, Igor e Pablo Vidal. Il mister è Felipe Conda. Una grande soddisfazione stasera anche per mister Salvatore Camporeale, allenatore in seconda. Per lui non solo aver fondato nel Vallo di Diano il calcio a 5, oggi è tempo anche per lui in classifica, cioè in gara, per vederlo seduto in panchina. Tutti i presupposti ci sono per una grande gara, adesso dobbiamo solo ed esclusivamente attendere il fischio dell'arbitro per dare l'inizio a questa gara. Si avvicina, tutto è pronto, pubblico presente, si sta riempiendo sempre di più. Questa è la 24esima giornata. La Came Treviso ha raggiunto il Pala San Rufo e lo Sporting è qui con il suo nuovo tecnico, seconda uscita, la prima con la Feldi Eboli, purtroppo 4-3 ha visto sotto la squadra valdianese contro i campioni della Coppa Italia. La Feldi, tutto pronto. Parte la 24esima giornata con lo Sporting Sala Consilina e la Came Treviso. Seguiamo con calma adesso proprio Baroni che a centrocampo combatte, poi Azzoni che vede e serve subito Giappa, ma c'è un grande intervento di Fiusa che non si lascia ipnotizzare e può ripartire adesso lo Sporting. Attenzione Adore con una deviazione di Igor. In campo Vidal, Diaz, Baroni e Igor che adesso lascia la palla a Fiuza che salta con i suoi pugni e mette in fallo laterale. Pietrangelo invece il portiere della Came, divisa tutta nera, ovviamente attacca dalla sinistra alla destra, ancora ci prova, una prima occasione, anche la seconda, e ancora Igor soffre in questi minuti iniziali lo Sporting, minuti iniziali che sono per la Came un momento forse per imprimere la sua volontà. Azzoni vuole saltare Baroni, c'è il fallo con la spinta, Baroni ha esagerato troppo sul numero 20. Wolex pronto per la battuta, il numero 7 cerca la palla che gli viene adesso concessa, punto di battuta, andiamo a vedere con il destro verso Azzoni, ancora l'azione si sviluppa in difesa, un ottimo taglio di Wolex che voleva trovare Azzoni, anticipato
in campo anche Musumeci, il numero 11, ex Catania. Vediamo anche il tiro raso terra e adesso vorrebbe sorprendere il portiere Pietrangelo Fiuzza, la palla che attraversa tutto il campo e adesso viene rimessa in gioco con Wolex che lotta con Musumeci, Igor, ma la meglio Diaz che passa a Vidal, siamo sulla destra, ottimo il lavoro verso Igor, Baroni cerca di sfondare sulla sinistra, ne ha due su di lui, preferisce passare al centro, Igor, salta un giocatore, il secondo a fil di palo, Igor. Seguiamo attentamente anche l'azione che parte come sempre dalla difesa, c'è Sutton che in questo momento guadagna palla per Azzoni, ancora Sutton, Wolex verso Musumeci che salta, spizzica la palla che va in area di rigore dello Sporting e adesso per Igor. Diaz troppo lungo per Igor, il suggerimento di Baroni che si scusa col compagno e va adesso a schierarsi per difendersi con Wolex, Sutton, ancora Wolex, Sutton, l'1-2, lo ferma Baroni, c'è l'ennesimo fallo, un secondo fallo di Baroni, siamo già a quota 2. Due falli commessi, quindi adesso dalla compagine di mister Conde che incita, lo vediamo anche applaudire nonostante i suoi limiti che conosciamo benissimo, la sua lingua, ma si sta facendo veramente strada nella maniera migliore. Musumeci che pressa Fiuzza, Fiuzza è costretto ad allontanare, arriva la palla a Pietrangelo che carica per Wolex, su di lui a Baroni, siamo sulla destra nell'attacco della Came, Diaz va a chiudere a Sutton che passa ad Azzoni, il numero 20 prova la deviazione di Vidal in calcio d'angolo. Alla regia Williams la mattina, camera 1 Roberto Panzella, Eliseo Nigro, camera 2, questo è lo staff che garantisce questo streaming. Attenzione il tiro, ancora Azzoni, ci pensa una seconda volta Musumeci, fallo laterale, Diaz subito sulla palla per Arillo, entra il bomber ma perde palla con Musumeci che voleva saltare con un pallonetto, Fiuzza non c'è riuscito. Edelstein, comincia il carosello delle sostituzioni quando sono trascorsi ormai 3 minuti quasi dall'inizio della gara. Attenzione con Igor, voleva tagliare per Edelstein, adesso riparte Musumeci, lascia Wolex, ancora per Sutton, Azzoni si gira ancora, il mister della Came non ha toccato nulla, mister Rocia, Silvio José, Faticuso e Carducci adesso ad entrare, vuole tenere anche freschi i suoi giocatori. Arillo, parte il bomber dello Sporting, Edelstein lo voleva servire, c'era anche Capitan Carducci con la mano sinistra fasciata, una leggera contusione, nessun problema per lui, è in campo. Edelstein alza la palla, Arillo con calma suggerisce il giovane Faticuso, Edelstein, Carducci, ancora Edelstein, si perde palla a centrocampo di nuovo con Musumeci, il suo sinistro si stampa sullo stinco di Capitan Carducci, si riempie il palla San Rufo, attenzione Wolex sul secondo, Fiuzza, Edelstein arpiona la palla, ottimo il lavoro di Musumeci,
In area di rigore si lotta poco prima, vediamo Carducci lascia Edelsen che a sua volta lascia ad Arillo che fa la sua penetrazione, si ferma al limite dell'area, reclama anche il Palasanrufo per un presunto fallo, ma si continua con Wolex, ancora Musumeci, Sutton, Azzoni che si è reso già pericoloso un paio di volte, Musumeci cerca palla, esce, fa qualche metro dai pali, Fiuzza fa sua la palla, Edelsten cerca qualcuno, la profondità, Azzoni mette fuori. Edelsten alla battuta, Carducci, faticoso, Edelsten se ne va faticoso sulla sinistra del campo della Kame, destra per l'attacco dello Sporting, la battuta, Carducci cerca Edelsten, subito per Arillo, sulla sinistra, viene fermato adesso da Luis Felipe, è l'unico cambio al momento, si sbaglia però con faticoso di volto e rimane a terra Fiuzza. Ci mette il viso, ci mette la faccia Fiuzza e rimane a terra, dolorante per lui un colpo, il tiro non era per niente debole, forte. Tutti a rincuorare Faticoso, autore dell'errore che ha portato al tiro, il numero 7 è ancora a terra, si chiede, forse sono i sanitari a chiedere l'ingresso ma non viene concesso, si rialza Fiuzza, l'applauso per lui, ha salvato una rete già fatta, si torna alla battuta. C'è Luis vicino, ma ci potrebbe essere anche Wolex. Esce Carducci, è anche faticoso, si potrebbe far perdonare, ma riceve un colpo e rimane a terra. E Sutton con grande sportività, accompagnato da un timido applauso dei presenti, butta la palla fuori. Si rende conto del colpo subito. C'è Giappa che anche la sua stretta di mano, il capitano, Faticoso restituisce la palla, ricordiamo che la partita d'andata è terminata sul 3-3, lo Sporting andò a fare questo risultato, a rubare con una grande partita questo pareggio e forse c'è il fallo, l'ennesimo ancora di Igor. Terzo fallo, la Kame ancora a 0, terzo fallo quando sono trascorsi 5 minuti e 20 secondi. Batte la Kame con Luis, Wolex ha dinanzi a sé Edelsen, cerca di sbilanciarlo, ottimo il suggerimento per Sutton, il cross al centro e la grande rete di Luis che conclude questa ottima triangolazione della Kame e la Kame quindi qui contro lo Sporting, in casa dello Sporting, si trova in vantaggio con questa rete. Un'ottima triangolazione, mette dentro e adesso c'è anche Donin a giocare, Faticoso ancora perde palla, attenzione, ci pensa Igor a evitare la rete, sotto pressione lo Sporting deve stare
attento, sotto pressione, sotto di un gol, e può ripartire adesso con Arillo. C'è anche Igor, il passaggio per Edelstein, la rete, un'autorete proprio di Sutton, ristabilisce le parità e quindi 1-1, ma sono trascorsi veramente pochi secondi. 1-1, si riprende la parità lo Sporting. Batte adesso Giappa, Luis, Donin, la deviazione, c'è Carducci, serve invece la Game che può ripartire da Pietrangelo, lascia la palla a Luis, c'è un contatto di Donin con Arillo, un muro, potrebbe essere anche un fallo di ostruzione, ma si prosegue. Luis, Donin ancora per Luis sulla sinistra, lascia scendere la palla la difesa dello Sporting, intanto anche Di Guida in campo. 1-2 e le due squadre nel giro di un minuto dallo 0-0 all'1-1. Ottimo suggerimento per Arillo che stoppa la palla, se ne vuole andare sulla destra a su di sé invece Luis che lo ferma, ancora Giappa, chiedono il fallo, non c'è, Di Guida ancora per Donin, salta un giocatore, il sinistro si allunga, Fiuza. Donin adesso alla battuta, Edelstein. È piaciuta la reazione dello Sporting che immediatamente si è portata in avanti e con un'azione importante ha raggiunto anche il pareggio. La palla è per lo Sporting, fallo laterale, intanto in campo Vidal con Baroni. Pablo Vidal, Igor, Fiuza che sicuramente proverà a lanciare, anzi no, raso terra per Vidal, con una Veronica si gira, peccato per Carducci, ha perso il tempo per poter toccare la palla e spingerla magari in porta. Di Guida, Donin, Baroni, c'è il pressing ed è dello Sporting questo ennesimo fallo laterale battuto adesso verso Igor. Carducci, Baroni, ancora Vidal. Fino ad ora la Came Treviso sta disputando una partita importante, guardate che cosa è riuscito a prendere Luis, adesso Giappa con calma, la palla per Donin sulla sinistra, non gli è permesso passare Carducci. Siamo quasi a metà, manca un minuto e 55 secondi per arrivare a metà del primo tempo. 1-1. Baroni se ne va ma viene fermato adesso e c'è l'ennesimo fallo, ma è stato fischiato prima un fallo ai danni di Baroni, di Donin, che risparmia di fatto un ennesimo fallo, poteva essere il 4 per lo Sporting. 3-1, questo è il conto dei falli. Baroni, tocca Giappa, lascia per Fiuza, Igor adesso lungo passaggio, peccato, è più Donin che Baroni. Attenzione, si apre la difesa dello Sporting, ci potrebbe essere il tiro, grandissima è la parata di Fiuza che adesso fa partire subito Igor, non c'è un attimo di tregua.
le due squadre, come già detto in precedenza, come tutte le altre gare, la posta in palio è importante e ne vedremo veramente tante in classifica. La Camere Treviso viaggia a 26 punti, sotto di 4 lo Sporting a 22, per cui in caso di vittoria dello Sporting non cambierebbe nulla, ma comunque lo Sporting si deve allontanare dalla zona rossa ed è importante in qualsiasi modo fare punti in casa. La Camere Treviso sa che questo è possibile e deve difendersi, anche se fino ad ora, visto anche il vantaggio avuto nei primi minuti della partita, non sarà assolutamente facile. Attenzione per lo Sporting. Lo Sporting adesso il passaggio, deve la palla Pietrangelo, può ripartire con Giappa che vede Wolax, lo serve, non salta Baroni che mantiene dentro con una magia la palla su di lui, in due entra anche Vidal alle spalle di Wolax, gli fa saltare anche la scarpetta. Palla messa fuori, adesso sarà Vidal a restituirla. Rientrato Musumeci, di guida Luis e Wolax sono gli altri. Il tecnico che parla, ruba qualche chiacchiera con Vidal. Roja, andiamo a seguire adesso Luis, subito di guida, ottima guardia di Fiuzza che lascia Carducci, subito per Baroni che sta facendo un'ottima gara sulla sinistra. C'è un fallo di mano reso però involontario dalla decisione dell'arbitro, fallo laterale. C'è il tempo, bisogna fare subito prima di vedersi fischiare il controfallo. Baroni ancora, è ottimo il suggerimento sul secondo palo e Carducci è un po' in ritardo. Buona l'intenzione, buona la giocata, peccato solo che il numero 2 era in ritardo. Pietrangelo, è rientrato in campo anche Sutton. Wolax adesso vorrebbe allacciarsi la scarpa, ma l'arbitro gli dice che deve necessariamente uscire fuori, non può fermare il tempo. Carlos Del Mestre in campo, Carducci in mezzo a due giocatori, se ne va, potrebbe darlo al centro e così, ma Musumeci capisce tutto e adesso si ribalta l'azione subito. Diaz a dire di no. Fiuzza dovrà cedere la palla a Wolax. C'è Sutton vicino, ma anche Musumeci sul secondo palo. Carducci si distende come una pattinatrice, riesce a prendere questa palla. Alle spalle c'era già l'avversario pronto a mettere dentro. Luis, Wolax, Del Mestre su di lui, si lotta a centrocampo, Sutton, Musumeci, subito Carducci su di lui. Ennesimo fallo laterale. Sutton ancora per Musumeci che questa volta non riesce ad arpionare. Possesso Sporting, superati gli 11 minuti, siamo già nel 12esimo.
Fiuza ne approfitta per arrivare a centrocampo, carica il destro, deviazione del portiere e Carducci salta anche lui, ma ritorna con un tuffo incredibile. Pietrangelo gli dice di no, non ha boccato assolutamente alla finta, si è disteso, c'è arrivato proprio con le mani. Vidal carica il suo sinistro, fuori di poco. Grande spettacolo qui al Pala San Rufo, il pareggio vede ancora quindi le due squadre sull'1-1. Luis sbaglia tutto, lo Sporting con Carlos Del Mestre, adesso possesso per Carducci, ancora per Diaz e poi Carducci, Vidal, vediamo cosa inventerà. Passaggio per Carducci, ancora in mezzo a due giocatori, Carlos Del Mestre se ne va, lotta bene, mette al centro, peccato. Vidal ha pensato di andare al centro, forse se avesse chiuso sul secondo palo sarebbe stato un gioco da ragazzi, mettere la palla dentro. Wolex, Luis, ancora Sutton, se ne va il numero 8, lascia spazio a Musumeci che adesso è costretto a dare la palla a Wolex e Fiuza stoppa la palla con calma e tranquillità, se la riporta in area. Carlos Del Mestre, Carducci, il passaggio è proprio per il numero 29, anticipato da Luis. Igor, rientrato. Il pallonetto, Carlos Del Mestre. Allontana Luis. Igor. Carlos se ne va sulla sinistra, però c'è Pietrangelo, il portiere lo chiude. Azzoni, Sutton subito per Musumeci, buono il controllo, ritorna verso Azzoni. Wolex, Sutton ancora sulla sinistra, si rende pericoloso, ma è ottimo l'anticipo anche di Igor su Musumeci che rimane dolorante a terra, forse nella caduta, sbattuto il ginocchio, chiede un attimo per riprendersi, vediamo se ci sarà. No, si rialza, per lui per fortuna nessun problema. Entra il tecnico del campo, alla manutenzione del parquet. Ottimo il tiro di Wolex sul suggerimento di Sutton. Fiuza mette in calcio d'angolo. Eccolo Azzoni sulla traversa. Fiuza, un no look per il suggerimento a Carlos Del Mestre. E adesso Edelsten, rientra Rillo. Carlos, una settimana importante, anche, forse c'è fallo, sì. Sutton chiede anche scusa, c'è stato questo muro. Igor, vi dicevamo, partita venerdì, il campionato non si ferma, oggi qui e poi venerdì di nuovo l'ennesima gara. Ci avviciniamo alla fine, ne mancano, ricordiamo, esclusa questa, 6 di gare.
per la fine del campionato. Azzoni si difende dall'attacco di Carlos Del Mestre, ottimo era il suggerimento per Sutton, ma la palla intanto è andata fuori. Edelsten, Arillo, Igor, prende posizione subito il numero 23 che riceve di nuovo la palla. Arillo passa al centrocampo, trova libero Edelsten, intanto appoggia anche Igor. Del Mestre sul secondo, ancora Edelsten, eccolo Del Mestre, ancora Igor, sale Wolex, si deve difendere adesso lo Sporting. Wolex, il tiro è una grande conclusione, Igor non è riuscito a metterci il piede e quindi è di nuovo in vantaggio Kame Treviso con Wolex. Il rito subito dopo la rete, Wolex porta in vantaggio i suoi, al suo posto Del Gaudio. Edelsten, Igor, Del Mestre, Edelsten, ancora Edelsten, Arillo, un po' sottotono ma mette in mezzo questa palla, subito ci pensa Japa a mettere fuori uso il pallone mandandolo oltre la recinzione. Pericoloso lo Sporting, pericoloso. Carlos Del Mestre ancora alle spalle di Guida, Del Gaudio, scusatemi. Edelsten, è da dimenticare invece la conclusione di Carlos Del Mestre. Ancora Edelsten a evitare il passaggio del Gaudio. Sutton, ancora fallo laterale. Siamo al 15° del primo tempo, mancano questi ultimi 5 minuti con lo Sporting sotto dopo la rete di Wolex. Del Gaudio si fa spazio in mezzo a due giocatori, adesso è Igor a portarsi la palla verso il calcio d'angolo, proteggerla subito per Fiusa, rinuncia per raggiungerla e per questo c'è un altro fallo laterale. Azzoni, ottimo Edelsten, ancora per Azzoni, palla fuori, si respira, entra Diaz, esce Carlos Del Mestre. Arillo si fa vedere libero sulla fascia. Igor, ancora Diaz, eccolo Arillo, ancora Igor, Edelsten, Arillo, eccolo sulla sinistra, ancora si mantiene fermo, il passaggio è per Diaz, chiama la palla Igor, il suo tiro, deviazione, c'è deviazione, calcio d'angolo quando mancano 4 minuti 4 secondi. Il passaggio per Igor, il piattone, peccato per lo Sporting, la palla esce veramente a qualche centimetro dal palo sinistro. Azzoni, Del Gaudio sbaglia, c'è Edelsten, ancora Arillo, esce anche Di Guida ma continua con Edelsten. Lo Sporting cerca un movimento, peccato adesso viene ripresa, forse c'è la deviazione proprio della Kame di Guida, si vede. Arillo, Igor, Vidal, Edelsten,
Edersen ancora per Igor, Diaz, Edersen a 1-2 con Igor che non ha creduto nel passaggio ed è rimasto un po' indietro. Entra Carducci, Pietrangelo lascia al capitano Giapa che adesso con Igor di spalla se la porta, subito Fiuza, il passaggio è per Igor, accelera l'azione il portiere dello Sporting Carducci. Diaz lotta ancora alla peggio e c'è il fallo con ammonizione, quarto fallo e Diaz ammonito. Diaz che va sul taccuino dei cattivi, il giallo per lui. D'altra parte non poteva fare altro che mettere giù l'avversario che aveva rubato la palla, stava andando via ed ha preferito metterlo giù. Si riprende Luis Del Gaudio, ancora Luis, si allunga Vidal in scivolata. Del Gaudio di guida Vidal, Diaz, Arillo se ne va sulla sinistra, mantiene la palla e poi viene messo giù. Si scusa anche il giocatore ma non ha chiesto nemmeno il fallo, ha chiesto solo che l'ultima deviazione era proprio quella della Kame. Vidal, Arillo, ancora per Vidal, Vidal si gira, trova ancora la difesa pronta, Carducci, Diaz, Carducci, spazio per Arillo, si mette sempre in difficoltà sulla sinistra, Diaz, Carducci, ancora Diaz a girare la palla, a fare solo attenzione a non perdere il possesso. Ancora Vidal, passaggio per Arillo, la deviazione, ottimo il suggerimento per Musumeci che salta a centrocampo un giocatore, non Diaz, che passa la palla a Fiuza, viene stoppata di petto da Arillo che se ne va, il passaggio è centrale per Vidal, si va alle panchine per il minuto chiesto da mister Conde, se non abbiamo visto male, e la camera 2 di Eliseo Nigro va adesso sulla Came Treviso in vantaggio per 2-1, manca veramente poco, 1 minuto e 36 secondi, lo vedete dalla grafica proposta da Williams la mattina. E adesso invece una panoramica generale, il colpo d'occhio del Pala Arrufo e poi la panchina di mister Conde dello Sporting che sta adesso con la sua lavagnetta parlando con i suoi giocatori. Terminano i 60 secondi, si ritorna in campo. Una partita difficile, tutte le partite saranno difficili, lo ha detto mister Conde, lo ha detto anche Carducci ieri in conferenza stampa, ma sono tutte difficili. Questo momento del campionato vede tutte le squadre a combattere sia per la vetta che per la coda della classifica. Arillo mette fuori Musumeci, Carducci, Diaz, un tiro che toglie le ragnatele alla recinzione alta subito per Musumeci che non riesce in nessun modo ad arpionare la palla, disturbato sicuramente da Diaz. L'esperienza conta in questi casi, lo ha letteralmente
portato oltre la linea di fondo. Arillo, ottimo il suggerimento per Pablo Vidal che stoppa una palla, ma Musumeci riesce a fare un ottimo lavoro. Ancora Vidal, calcio d'angolo messa lì proprio da Di Guida. Soffre la Kame quando mancano 57 secondi e un minuto, che può valerne 2 per effetto del tempo effettivo. Arillo, Vidal, ancora Arillo, Carducci penetra il suo tiro deviato proprio da numero 23 Arillo. Adesso Di Guida, c'è anche Luis che se ne sta andando, ma la palla è per Wolex. Seguiamo attentamente, c'era Musumeci che era scattato, subito la palla fuori. C'è adesso la possibilità per Luis di battere con Giapa che rientra in campo al posto di Musumeci. Wolex, Carducci alza troppo la palla, peccato. 22 secondi, solo 22 secondi al termine della gara, di questo primo tempo. Wolex, Di Guida subito per Giapa che mantiene palla, lascia a Luis, ancora Di Guida, la palla che attraversa tutta l'area di rigore. Attenzione, Arillo, peccato per lui, non ha avuto il guizzo forse di buttarsi a terra per dare una traiettoria più bassa alla palla. Sta di fatto che la palla è andata oltre la traversa, peccato. 3 secondi, si andrà solo la battuta e poi il fischio della sirena che sancirà la fine della partita. Attenzione, 3 secondi e si chiama il time out. Time out. A questo punto il mister deciderà forse di tirare direttamente in porta con 3 secondi. E già in settimana scorsa avevamo assistito ad una gara fantastica di basket, questo per fare giusto un riferimento a quelli che sono i secondi finali, un minuto che ha visto delle cose veramente straordinarie, cose che possono succedere con il tempo effettivo e anche nello Sporting di conseguenza. Quindi non c'è solo basket, c'è anche futsal. In questi 3 secondi forse il mister vorrà arrotondare ancora di più il risultato, che già lo vede in vantaggio per 2-1 contro lo Sporting, che si aveva pareggiato in precedenza subito portando a termine l'1-1. Questa volta invece sta soffrendo per pareggiare e andrà sicuramente negli spogliatoi con questo risultato. E poi tutto da vedere, così come lo Sporting se l'è giocata a deboli. Lascia andare direttamente in porta il pallone Fiuza, ricordiamo che doveva essere toccato per essere valido. La palla che va alta, la spinta, e c'è non solo la sirena ma anche il fischio dell'arbitro. Si va negli spogliatoi, quindi con il risultato di 2-1 a favore degli ospiti, la Kame Treviso sul Pala San Rufo dello Sporting Sala Consilina. Ci rivediamo fra qualche minuto per il secondo tempo. Non andate via, seguite lo spettacolo del futsal.
Riapriamo il collegamento dal Pala San Rufo. Secondo tempo tra Sporting Sala Consilina e Came Treviso. Dalla grafica, come potete vedere, il risultato è di 2-1 per gli ospiti, che si sono portati in vantaggio con Wolex dopo una percussione. La palla è andata ad insaccarsi proprio nel set. Una deviazione invece di Sutton ha permesso allo Sporting di pareggiare nella prima occasione. Ma seguiamo adesso la cronaca di questa gara con Giapa, marcato da Igor, che adesso va a chiudere anche su Donin, che chiede anche l'ultima deviazione da parte del difensore della colonna dello Sporting di Igor. Diaz ancora per Baroni, troppo alta la palla, va fuori. Lo Sporting deve fare risultato assolutamente con il nuovo tecnico, e dopo una gara vissuta in maniera intensa, un primo tempo sotto di 4-0, poi 4-3 il finale a deboli, almeno in casa lo Sporting deve assolutamente guadagnare punti per tenersi alta dalla zona rossa che brucia, che scotta in maniera particolare. Però c'è la Came, come già detto all'inizio di questa telecronaca, che vuole invece mettersi proprio sotto. Gran tiro adesso di Vidal fuori dallo specchio della porta. Una Came Treviso che vuole invece tenersi quanto più vicina, in basso ovviamente, alla zona dei playoff. Igor sulla destra, il cross centrale, entra Pablo Vidal con il suo destro e mette in parità di nuovo le cose. 2-2. Pablo Vidal, una percussione sulla destra importantissima, e poi questo cross che ha visto pronto Pablo Vidal. Pablo Vidal alla sua nona rete. Giapa, Wolex, Donin, Luis, ancora Wolex, autore della seconda rete, interrompe il tutto Vidal, Baroni, salta un giocatore, anche un altro, Pablo Vidal nel giro di 10 secondi delizia i presenti con una rete fantastica, e esplode il Pala San Rufo, che fino a qualche minuto fa non credeva che potesse superare e scavalcare addirittura la Came Treviso. Un 1-2 micidiale con Pablo Vidal. Il cronometro segna 18 minuti 20 secondi, tutto questo in 1 minuto e 40 secondi. Ma quello che è successo negli ultimi 10 secondi veramente è da raccontarlo ai posteri, con Pablo Vidal che riesce a mettere dentro una palla a tutte, la seconda rete tutta sua, la sua percussione ad interrompere l'azione della Came, e poi subito dopo proporsi dopo un passaggio con tunnel di Baroni. (3-2) Baroni adesso che cerca di spostare la palla con l'arbitro che poteva fischiare. Ancora Vidal che salta, sembra essersi ripreso uno spazio che è quello del marcatore in poco tempo. Andiamo a seguire adesso Fiuza, quasi Baroni, ancora una volta Baroni. Pietrangelo riesce a prendere la palla, Luis subito a pressare, è la stessa forza che lo Sporting ci ha messo anche il secondo tempo della partita precedente, quella contro la Feldi. È un secondo tempo completamente diverso, certo è prematuro ancora dirlo, però è un Sporting che adesso sta macinando perfettamente. C'è Diaz, ancora Rillo, Sutton su di lui, c'è un suono della
sirena. Giapa in mezzo a due, il tunnel verso Igor, la deviazione di Baroni su lo stesso Giapa. Sutton riesce a tenere la palla al centro. Lewis, Wolex, si muove bene lo Sporting, c'è qualche pressione di troppo, qualche contatto di troppo. Giapa e Igor sono in continuazione in contatto. Attenzione adesso il rimorchio e il tiro di Luiz sopra la traversa. Occhio ad Arillo, salta Pietrangelo, la palla ancora a Wolex, se la allunga, peccato per poco. Sutton ancora, Wolex troppo veloce. Diaz fuori, Ederson. Suggerimento per Baroni che riesce a tenere la palla al centro, voleva forse un tunnel, mette giù l'avversario, non c'è fallo, c'è solo quello laterale con Arillo che adesso andrà a battere. Intanto ritornano in campo Carducci, Carlos Del Mestre. Andiamo a seguire il pallonetto per Carlos Del Mestre che addomestica bene la palla. Subito per Arillo, Carducci, Edelsten, ancora Arillo, se ne può andare sulla fascia, su di lui invece un ottimo lavoro di Sutton che gli impedisce di avere profondità. Wolex sulla fascia per Azzoni, Giapa, Sutton, riparte lo Sporting con Edelsten che solo prova a tirare. Giapa, Carducci, adesso Arillo, Edelsten, Carducci, Fiuzza, i 4 secondi proverbiali, deve fare attenzione Carducci, Carlos Del Mestre, ancora Carducci, il suggerimento per Arillo, ma c'è ancora Carlos Del Mestre, c'è il fallo di mano non chiamato, si prosegue. Arillo, Carlos Del Mestre sicuramente per Carducci, è così, disorienta l'avversario e poi ancora per Arillo, grande movimento a centrocampo. Edelsten vede, serve Carlos Del Mestre, ottimo passaggio che attraversa tutto lo specchio della porta e si va a spegnere in fallo laterale. Sutton, la lotta con Carducci di Giapa alla meglio. Sutton, Carlos Del Mestre deve fermare Wolex che adesso passa a Sutton. L'1-2 con Carducci, Sutton, Fiuzza è solo Soletto. Arillo potrebbe anche mettere dentro la palla del terzo gol, è fuori. Illusione ottica. Sutton ancora per Azzoni, Wolex, Sutton, adesso c'è Musumeci, una forza fresca per la Kame. Sutton, ancora Musumeci, c'è Carducci su di lui, si appoggia per trovare profondità. Arillo si porta già in avanti, adesso subito Carducci, Edelsten, ruba il tempo a Carducci, lo disorienta e lo mette in fallo laterale. Sutton, Musumeci e la rete quasi da centrocampo a sorprendere tutto e tutti. Pallorete di Musumeci, forse non pensava Fiuzza che potesse tirare da lì e invece lo ha fatto con un destro che si è stampato nella parte interna del palo e poi si è insaccato. 3-3, una grande partita qui al Pala San Rufo. Carducci,
era appena entrato Musumeci e adesso è costretto ad allontanare la palla Fiuzza. Wolex, Azzoni, Wolex di guida, ancora per Musumeci, viene spostato da Carducci, ancora Musumeci, Wolex vede serve Azzoni che fa un giro e poi Edelsten mette fuori. (3-3). Sarà una partita molto tirata, di guida per Azzoni, saranno ancora 13 minuti e 30 secondi. Carlos Del Mestre, ci pensa il portiere a deviare, Azzoni, scusatemi, Wolex che con il suo sinistro ha fatto pensare a quello che è successo anche il primo tempo con la sua grande conclusione a rete. Carducci, Carlos Del Mestre, Arillo, Carducci, ancora Arillo, Carlos, Edelsten, si incrociano i due, Carducci perde palla a centrocampo, Wolex non sa chi darla, ci pensa su due volte, alla fine si affida a Musumeci. Di guida lo appoggia in questa azione, la deviazione del numero 14 di guida. Ritorna in campo Baroni e Igor, che adesso riceve. Edelsten, Arillo, Edelsten, scivola Igor, pensa quindi ad Arillo, adesso Igor, Baroni, Edelsten, Igor viene messo giù, si scusa anche di guida, Azzoni mette fuori, forse ci sarà da asciugare il terreno di gioco, no? Edelsten, passa Igor, la palla è per Baroni, il suo passaggio, la deviazione, ancora calcio d'angolo, possibilità quindi di tenersi alta lo Sporting. Edelsten alla battuta, c'è Arillo solo soletto e lui il tiro, c'è un calcio di punizione per trattenuta di Igor, entra Luis al posto di Azzoni. Luis alla battuta, Igor, attenzione a Musumeci che si rende veramente pericoloso, ottimo il lavoro di Igor che passa a Baroni, da questa parte c'è Edelsten, viene e riceve, salta un giocatore, un'altra deviazione, peccato, in campo Diaz al suo posto, consumato le energie al momento, va a riposarsi Diaz, Igor, ancora Diaz, Arillo, ci pensa Wolex a passare per Di Guida che di sinistro, crediamo non sia proprio il suo piede naturale per il tiro, mette fuori Arillo, Diaz, ancora Arillo, Igor, Baroni, ancora Igor, Diaz, cerca uno spiraglio, lo trova in Igor, Arillo si mantiene alto, peccato per Baroni, viene messo fuori gioco, ma attenzione a terra, vediamo Wolex si accascia e si tocca la gamba, forse per lui una distorsione, pensiamo in questo momento possa essere questo,
si tocca il ginocchio sinistro, ma potrebbe essere anche la caviglia. L'intervento anche dei sanitari, la dottoressa Mariniello dello Sporting, vicino a Wolex che rimane a terra. Pensiamo più alla caviglia, sì, pensiamo più alla caviglia. Caviglia, comunque c'è un applauso e ringrazia Wolex, apprezza la sportività del pubblico dello Sporting che ha raggiunto la sua squadra e i suoi beniamini in questa 24esima giornata del campionato di Serie A Futsal. 3-3 il risultato tra Sporting Sala Consilina e Came Treviso. Parte il tempo, i 4 secondi importanti per battere verso Igor. Vidal ritorna in campo con la sua doppietta, il numero 20. Un giro con questo tiro che va oltre la traversa di Igor, chiedeva anche una deviazione. Sutton, Luis, si avvicina anche Giapa, ma la palla in questo caso viene data da Donin che viene messo giù con un fallo, una spinta con Baroni che viene ammonito. Anche Baroni quindi che va ad inserirsi nei cartellini gialli. Tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione, ma c'è l'arbitro che viene e l'arbitro ha chiamato il numero 10 della Came Treviso, riprendendolo e facendogli riportare la palla al punto iniziale del calcio di punizione. Aveva cercato qualche centimetro in più. Adesso tutto pronto, la lunga rincorsa di Luis, il numero 8. Wolex che si è ripreso dalla contusione, pensiamo, non potrà essere nient'altro. Sutton, il numero 10, si accentra, carica il suo destro di petto, Diaz mette giù Igor, il grande passaggio, chiama la palla a sé Baroni, che peccato, Donin ne ha 2 di possibilità, sbaglia proprio il tutto e adesso Baroni che dialoga con Diaz. Baroni, grande intervento di Pietrangelo, lo Sporting c'è e quando parte si rende pericoloso. La Came non sta a guardare, la Came non sta a guardare, la Came Treviso è pronta a tutto, lo si vede anche dal risultato 3-3 in casa dello Sporting. Baroni, Igor, c'è Diaz, c'è anche Vidal. Diaz vorrebbe profondità, non la trova, ritorna su Baroni. Diaz, ancora Baroni, sulla sinistra viene fermato da Luis, attenzione c'è anche Giapa, il passaggio è per lui, ottimo il lavoro invece di Diaz. Baroni mette la palla fuori, non dà profondità all'azione ma preferisce il cambio, una scelta sensata, una scelta anche tattica. Entra Arillo e Carducci, entrano in 2. Sutton, Donin, Giapa, Luis, ancora Giapa, pallonetto di spalla, Arillo dice di no e adesso con Vidal subito per Carducci, riparte lo Sporting. Diaz, Arillo, uno sguardo agli altri compagni, Vidal, Carducci,
Arillo, Vidal, Carducci, attenzione, perde la palla, potrebbe uscire Fiuza, e così salva tutto Fiuza, bravissimo ad avere il tempismo, quello che serve per anticipare l'avversario che ha sul piede la palla del 4-3. Donin al posto di Japa, entra Musumeci, autore della terza rete, del pareggio, quasi da centrocampo, tre quarti campo, il suo gran tiro di destro, attenzione, il portiere che tocca Arillo, non c'è fallo, Musumeci protegge bene, passa la palla per Sutton, ma ci pensa Carducci, il capitano, a mettere lontano. Scambio di opinioni tra Arillo e Pietrangelo. Intanto il tiro in porta viene preso da Fiuza. Carducci, Vidal, vediamo, ha di fronte a sé Musumeci, non lo salta, c'è la deviazione, la maglia rossa potrà battere, quindi lo Sporting. Eccolo Diaz, Carducci, Diaz, Arillo, in confronto alle altre partite Arillo un po' sottotono, sarà forse un po' di stanchezza per il numero 23, autore delle tante reti, per la precisione sono 10 per lui, e da questo momento è insieme a Pablo Vidal a condividere questo primato. Sono entrambi ad aver fatto 10 reti. Carducci ancora per Vidal, si muove Arillo, i due si avvicinano, c'è Diaz, il suggerimento era perfetto per il gran movimento di Vidal, si chiude bene la difesa della Came Treviso. Carducci, Pablo Vidal, viene toccato e c'è fallo adesso sul piede d'appoggio, viene toccato proprio alla destra della sua gamba destra e quindi si va al calcio di punizione. Diaz viene sostituito da Edelstein. Attenzione che si taglia a fette sulla panchina dello Sporting, ricordiamo in panchina anche per assenza dello squalificato Domenico Rosciano, allenatore in seconda, abbiamo mister Salvatore Camporeale al suo debutto in questa Serie A. Una soddisfazione per colui, lo ripetiamo, che nel Vallo di Diano insieme ad un gruppo di temerari nel 1992, alla fine del 1992, e poi la prima iscrizione al campionato di calcetto e quindi di futsal nel 1993. Per lui questo primato, e a distanza di tanti anni la soddisfazione di stare in panchina. La battuta adesso di Carducci, Edelstein interrompe Musumeci, ci sarà di nuovo il fallo laterale. Ha da dire qualcosa Musumeci, il numero 11, all'arbitro. Intanto Edelstein, Arillo, una zampata deviata, però ci sembra proprio da Del Gaudio, numero 9. Aspettiamo che rientri il pallone in campo, eccolo. Edelstein, da questa parte c'è Arillo che adesso con una magia riesce a prendere la palla, ma era troppo lontana. Wolex non ci pensa su, mette al centro per Musumeci. Si va adesso all'ennesima battuta. Sutton si occuperà di questo ennesimo calcio d'angolo. Del Gaudio bisticcia con Musumeci, fallo laterale. Attenzione, la pressione, c'è Carducci che viene messo giù, fallo adesso anche in area da Del Gaudio, che non viene ammonito ma comunque viene
avvisato, immaginiamo. Carducci, Edelsten, Arillo, movimento di Vidal, c'è ancora Carducci, Arillo, Edelsten, Carducci, Arillo si appoggia a Vidal, da uno sguardo, viene anticipato da Del Gaudio, Edelsten. 6 minuti, 14 secondi di gioco, utili per vedere se qualche squadra delle due in campo, ovviamente tra Sporting Sala Consilini e Came, avrà la meglio. Al termine di questi 40 minuti effettivi, gli ultimi 20 sono questi del secondo tempo, risultato in parità. Edelsten, Vidal, Edelsten, ancora salta due giocatori, attenzione Sutton, era pronto già a mettere il turbo ma la palla era troppo lontana, decide di arrendersi. Carducci, Fiuzza, Ciarillo, si appoggia a Carducci, ancora Rillo, a centrocampo viene messo giù, non fischia l'arbitro, Musumeci era in agguato. Edelsten, ancora Vidal, buono il controllo con il possesso, adesso c'è Musumeci che devia la palla sembrava di aver visto una zampata nera, invece è rossa. Wolex in campo che riceve subito palla, Vidal gli sta di fronte, la sfida tra i due, decide di passarla a Pietrangelo che prova dalle retrovie con una staffilata, una via di mezzo tra il passaggio per Musumeci e un tiro in porta. Carducci, Edelsten, Arillo, passaggio per Vidal, ancora per Carducci, esce Pietrangelo, un'ottima parata per lui, sono in due adesso su Wolex. Carducci lo costringe a tirare fuori, ottima la sua partita. Vidal lascia il posto a Carlos Del Mestre. Edelsten, Fiuzza continua a girare il tempo, sono 5 minuti. Carducci, Del Gaudio su di lui, adesso è Fiuzza che fa ordine passando la palla ad Edelsten che la passa a Carducci. Carducci perde il possesso sul numero 9 Del Gaudio che reclama un fallo, ma si può continuare. Del Mestre, Carducci cerca la profondità giusta lo Sporting, la cerca adesso con Edelsten ma si era allontanato intanto per ricevere palla. Rillo, ritorna Diaz, si tiene alto lo Sporting, si tiene alto anche perché la Came a non affondare. Buono il passaggio, c'era solo Del Mestre, non lo ha visto Diaz, adesso c'è Arillo, Igor, Del Mestre, ancora Igor, sale anche la Came, spazio per Diaz, si accentra, uno sguardo agli altri compagni, Igor, Del Mestre, ancora Rillo, si perde palla, ne approfitta Wolex ma ancora Igor su di lui, Caparbio e commette anche fallo. Viene tirato su Igor, il fallo. Wolex ci tiene a spiegare che è avvenuto prima del punto di caduta, che poi è nella parte centrale del campo, è avvenuta almeno 4 metri prima ed è così. Vidal, Stigliano in campo, Stigliano con il numero 77 accompagnato dagli applausi del pubblico. Stigliano grande,
Grande personaggio, grande giocatore che ha portato alla vittoria della Final 8, che sarebbe poi la Coppa della A2, ma anche alla vittoria del campionato, e quindi ha esordito poi sempre con la maglia dello Sporting in Serie A. Una piccola parentesi con il Benevento e poi è ritornato il numero 77, per lui 2 reti all'attivo, se non anzi una, perdonatemi, una rete, ho controllato bene, anche una rete per lui. Andiamo a vedere adesso subito Stigliano, la palla è per, attenzione, fa pulizia ma poi perde palla, attenzione, Azzoni per Giappa, ci pensa Diaz a tenerlo a bada, ci pensa Diaz, ci si ferma, c'è un po' di confusione in panchina e l'arbitro si avvicina al tecnico dicendo che i giocatori devono stare seduti. Si avvicina anche al Rocha Silvio José per dire di stare seduti, ordine quindi a bordo campo. Wolex, attenzione, può ripartire lo Sporting. Igor per Arillo che non aggancia questa palla. Leggiamo un po' di stanchezza in Arillo. Diaz, attenzione adesso ancora a ricevere la palla Arillo. Igor ci prova, la grande deviazione di Pietrangelo e poi ancora Carlos Del Mestre, alza la palla Wolex, deve servire Azzoni, attenzione Igor, Fiuzza, Diaz ha spazio davanti a sé, scende, la palla è proprio per Arillo con una magia, la voleva nascondere a Pietrangelo, è stato bravo il portiere ad uscire. Diaz, sale l'urlo del Palasanrufo con Diaz, adesso il passaggio è per Carlos Del Mestre che si era intanto spostato e quindi lascia il possesso alla Came Treviso. 2 minuti 29 secondi, 2 minuti 29 secondi di gioco per le due squadre che fino ad ora hanno dato veramente il tutto per tutto. Carlos Del Mestre se ne va in mezzo a 2 giocatori alla meglio e poi si porta la palla fuori, peccato per il numero 29, peccato. Wolex, Del Gaudio, una rasoiata per Giappa, troppo alta. Arillo, la battuta è per Igor. Arillo, ancora Igor, se ne va Carlos ma il suggerimento è troppo alto, calibra male. Ci avviciniamo alla fase calda della gara, gli ultimi 2 minuti sono questi. Adesso c'è Donin che viene colpito al volto da Diaz. Quarto fallo, bisogna fare attenzione. Quarto fallo. La possibilità per la Came, ma siamo sicuramente pronti a vedere 2 minuti di fuoco qui al Palasanrufo. Di guida Luis, la palla è per Donin, ancora Luis, lancia per Giappa, fallo laterale. Fiuzza, 1 minuto 36 secondi, si appoggia ad Igor, bisogna fare attenzione, il limite di errore
deve essere uguale a 0 con Arillo che cade sulla palla, ma ne approfitta ancora per darla ad Igor. Igor subito per Vidal, ancora Igor, chiede palla Arillo, non gli viene concessa. Vidal, attenzione sulla fascia, ancora Igor, eccolo Arillo, Igor, Vidal, ancora Igor, Arillo, la deviazione sul tiro di Vidal sarà calcio d'angolo. 58 secondi, c'è un time out chiesto e bisogna andare quindi alle panchine. Siamo veramente agli sgoccioli, 58 secondi, una gran bella gara. Certo, per chi in questo momento si sta sintonizzando su YouTube, sul canale YouTube di questa 24esima giornata del campionato di Serie A Futsal, una gara che sta andando così in perfetta parità. C'è stato solo un piccolo movimento in più della Kame, che è andata negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo con il risultato di 2-1, poi subito la doppietta di Pablo Vidal che ha portato in vantaggio lo Sporting, raggiunto poi dalla rete di Musumeci. Ricordiamo che per l'ennesima volta che la gara di andata era finita sul 3-3, sembra quasi una fotocopia, potrebbe esserlo, ironia della sorte, ma ci sono ancora 58 secondi che possono essere importanti e fondamentali per trovare il vantaggio di chi? Non lo sappiamo, dobbiamo solo seguire questo ultimo giro di lancetta. Possesso intanto è dello Sporting con Igor, Diaz smorza la palla, va verso Fiuza che decide di andare avanti, decide di giocarla con i piedi e adesso è Baroni. Igor, Vidal, potrebbero essere gli ultimi secondi importanti, sono 39. Fiuza non può trattenere, bisogna fare movimento, attenzione, questo movimento potrebbe essere letale, ma lo Sporting adesso con Igor, vediamo Vidal già pronto in agguato con Diaz che riceve ancora la palla, gira il cronometro, sono 19 secondi con Fiuza, deve dare assolutamente la palla, ci pensa Diaz, Pablo Vidal, lo Sporting fa sua la gara forse a 10 secondi dal termine, esplode il Palas Arrufo ed è una rete fondamentale, è stato un insieme di cose che hanno visto portare lo Sporting dopo il possesso della palla, la palla Vidal che con la sua rasoiata deviata da Pietrangelo ha visto subito dopo il tap-in finale e quindi c'è la quarta rete, 4-3, sorpasso dello Sporting che adesso deve contenere questi ultimi 10 secondi che verranno giustamente portati avanti dalla Kame Treviso con il portiere di movimento Giappa, Sutton. Dobbiamo mantenere il collegamento con tanti sussulti e grandi emozioni. Suona la sirena, lo Sporting ritorna a vincere dopo tanto tempo e lo fa contro un'ottima Kame Treviso che ha lottato fino all'ultimo. Era un 3-3 che poteva anche stare bene per la gara, ma un pizzico di orgoglio in più, una zampata che è costata tanto per portare avanti la quarta rete e quindi aggiudicarsi il match. Il Palas Arrufo sicuramente adesso è soddisfatto di questo risultato, il fischio per il fair play e tutta la gente
è pronta per esultare e dobbiamo ringraziare anche il service che in questo momento mette in onda con DJ Zampi l'inno dello Sporting a festeggiare questo momento. Una grandissima gara portata avanti con grande orgoglio e impegno. Una Came Treviso che non ha assolutamente mollato, come abbiamo già detto, un'ottima gara per lei, ma questa doveva essere dello Sporting, lo avevano già detto, necessitava assolutamente, ed è così. E adesso si va sotto gli spalti a ricevere l'applauso di tutti. Vediamo partire, eccolo lo Sporting. Eccolo lo Sporting che adesso si avvicina sempre di più agli spalti. Seguiamo quindi in cronaca questi ultimi momenti, giusto per prendermi in conclusione, lasciando la linea. Eccolo qui anche il mister, e con questo saluto e con questo orgoglio dello Sporting Sala Consilina io ringrazio Williams La Mattina alla regia, camera 1 Roberto Panzella, camera 2 Eliseo Nigro. Pierluigi Paciello vi dà appuntamento alla prossima gara qui nel Tempio dello Sport dello Sporting. È tutto, a voi regia, buona serata a tutti.